Ma sia chiaro, io non sono un razzista e ho soltanto applicato la legge, quello che prevede l'ordinamento italiano, punto e basta. Così il sindaco di Vigonovo, Damiano Zecchinato, che non ha voluto ratificare la cittadinanza italiana concessa dal Presidente della Repubblica ad un immigrato residente nel territorio. Si tratta di un operaio marocchino di mezza età che vive in Italia già da 21 anni, ma che, a suo dire, parla e comunica soltanto in arabo. In questo caso dovevo ricevere il giuramento di questo cittadino straniero che non è stato in grado di proferire parola. Non me la sono sentita di dargli la cittadinanza perché questo prevede il protocollo e quindi ho contattato la prefettura, insieme abbiamo deciso di mandarlo a scuola per 3-4 mesi e che poi l'avremo riconvocato. Non è la prima volta che il sindaco sospende la ratifica di un provvedimento del genere. Già qualche mese fa aveva rimandato anche un'immigrata di fede musulmana che, dopo aver frequentato un corso di italiano, è tornata in municipio a prestare il giuramento richiesto. Io credo che rilasciare la cittadinanza italiana a uno straniero sia una cosa molto importante, sia una cosa molto seria. Zecchinato, sindaco leghista, molto vicino a Flavio Tosi, critica il presunto atteggiamento troppo buonista di prefettura e questura, che, a suo avviso, non avrebbero seguito alla lettera il protocollo previsto. Io non posso accettare che il governo italiano mi crei dei cittadini italiani dagli stranieri e che poi non si riconoscano o che non siano capaci di esprimersi. Cioè, queste persone devono confrontarsi, dovranno votare prima o dopo, dovranno votare per qualcuno, dovranno spiegarsi. Io mi domando che tipo di società di globalizzazione intenda fare il nostro governo. L'opinione dei residenti. Il sindaco applica la legge è questa. È così semplice. In questo caso penso che abbia ragione il sindaco di aver attuato la legge in Italia. Non sapevo di questa storia, comunque non mi pare giusto, però non sono informata.